Io 6 anni fa ho avuto un ictus da cui sono diventato emiplegico, quindi ho tutta la parte sinistra bloccata, con una paralisi e quindi ho difficoltà di movimento, anche a svolgere le mie funzioni quotidiane, eccetera. Però con la vela mi fa sentire meno disabile. Poter comunque provare l'ebbrezza del sole, del vento, nonostante i miei limiti, è una cosa che a livello psicologico fa molto bene. Attraverso delle barche che consentono ad atleti disabili di gareggiare insieme ad atleti normodotati e la vela senza barriere, come è stato ribattezzato il primo trofeo del genere a Venezia, che solca la laguna, colorandola con le sue vele tra il Lido e Malamocco. La nostra imbarcazione, la classe ANSA, è una classe aperta a tutti, sia normodotati che disabili, quindi regatiamo tutti insieme e questo è il nostro scopo. Per la prima volta una regata velica federale si svolge a Venezia. La vela è tra le 40 discipline del mondo paralimpico e in Veneto ci sono oltre 1000 atleti paralimpici. Abbiamo 15 imbarcazioni con doppio e 4 imbarcazioni in singolo che gareggiano. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere un vento che è abbastanza raro, vento di Garbini, quindi si prefigura una regata bellissima.